Bentrovati, oggi parleremo di una straordinaria manifestazione mariana avvenuta oltre 70 anni fa a Siracusa, un quadro della Madonna, un cuore immacolato di Maria, che era un capezzale posto all'interno della stanza da letto di una coppia di giovani sposi. Lacrimò, iniziò a lacrimare, fu un fenomeno epocale che richiamò tantissime persone e oggi è una data storica anche per Telecolor, perché sicuramente rimarrà nella storia della nostra televisione. Il reliquiario della Madonna delle Lacrime di Siracusa è proprio qui in studio con noi, e questo grazie a Don Aurelio Russo, che è il rettore della Basilica Santuario della Madonna delle Lacrime di Siracusa. Grazie Don Aurelio. Ci sta facendo un grandissimo regalo, lo sta facendo a noi, lo sta facendo anche a tutti i nostri telespettatori che hanno la possibilità di ammirare e fra poco anche capire cosa contiene questo reliquiario, che va in pellegrinaggio perché viene portato nei luoghi in cui viene richiesto. C'è una lunghissima lista, quindi ci sentiamo privilegiati quest'oggi. In collegamento abbiamo la professoressa Marcella Marletta, che è medico, così come il papà, che ha fatto parte della commissione che indagò il fenomeno, direttore generale dell'Accademia Ricerca Clinica, direttore scientifico Fondazione Discepoli di Padre Pio, ed è stata anche direttore generale del Ministero della Salute. Grazie professoressa per essere qui. Lei ci parlerà di cosa è riuscito ad appurare suo papà in quanto medico, perché ha fatto parte appunto di questa commissione. E collegato abbiamo anche il dottor Franco Cirillo, che ai tempi era un ragazzino e ha avuto modo di vedere assistere proprio fisicamente alla lacrimazione di questo quadro del cuore immacolato di Maria a Siracusa. Anche il dottor Cirillo è un medico, è proprio quasi un leitmotiv qui in questa situazione. Dottor Cirillo, cosa è successo esattamente 71 anni fa, nel 1953? Eravamo in agosto. Sì, eravamo in agosto, era esattamente il 29 di agosto. Ricordo quella data con estrema precisione perché mio intendimento era andare a comprare un regalino a mia mamma che faceva l'onomastico. Santa Rosa da Lima in effetti si festeggiava a quei tempi il 30 di agosto. Esco da casa, io abitavo in via Pasubio, che è una perpendicolare rispetto a via degli Orti di San Giorgio. Era primo pomeriggio, scendo con questi soldini in tasca per andare a comprare un regalino in un negozio vicino Ponte Umbertino. E scendendo sulla mia sinistra vedo questo assembramento di gente in via degli Orti di San Giorgio di fronte a una casa da un piano, bassa. Come tutti i bambini di 8 anni, la curiosità è, figuriamoci, mi sono intrufolato tra le persone. Era difficile accedere anche perché di fronte all'uscio di questa casa c'era un agente di pubblica sicurezza che in divisa cercava di regolare il traffico. Abbiamo anche le immagini abbiamo anche le immagini d'epoca, quindi fra poco la regia ce le mostrerà, di tutte queste persone che di colpo le vediamo, chi in lacrime, chi appunto cercava di raggiungere, poi questo quadretto fu portato anche... Diciamo un po' poco più avanti. Quello è il primo giorno e ancora c'era gente, ma non c'era tutto questo assembramento. Comunque riesco ad entrare, entro in questa camera piccolina, oltre la porta sulla sinistra un tavolinetto con un lenzuolo bianco, un cuscino, e sul cuscino poggiato il quadretto della Madonnina. Mi avvicino, la mia altezza di allora corrispondeva grosso modo all'altezza di questo comodino, mi appoggio con le braccine proprio sul comodino e sto faccia a faccia, come suol dirsi, con il quadretto e osservo proprio con i miei occhi il comparire della lacrima nel punto dell'occhio, interno dell'occhio, dove c'è la ghiandola. Oggi so che c'è la ghiandola lacrimale perché sono medico, all'epoca ero solo un bambino. Ecco, vedevo proprio la lacrima formarsi, ingrossare, sgorgare e rigare, passare lungo il viso e poi cadeva lungo il quadretto
E questa certo è stata un'esperienza, devo dire, molto forte, indimenticabile. immagino. Grazie, dottor Cirillo. Adesso molto forte. La sorpresa innanzitutto, perché capirai, un bambino di 8 anni resta lì a guardare senza parole. E poi chiaramente le riflessioni sono venute in seguito, chiaramente con la maturità poi vengono le riflessioni su questo episodio. Devo dire, ha segnato la mia vita, ecco, questo episodio, questa visione diretta della lacrimazione della Madonna ha segnato la mia vita. Oggi posso dire, ecco, vista l'età ormai non più giovanissima, posso dire proprio che sono uno delle pochissime persone che ha visto proprio con i suoi occhi e può dichiarare ufficialmente e in qualsiasi luogo e posto che effettivamente da quel quadretto sgorgavano delle lacrime. Poi la scienza ha documentato che erano lacrime con la stessa composizione chimica della lacrima umana, però ripeto, queste sono nozioni mie successive, ma in quel momento, bambino di 8 anni, ho visto lacrimare il quadretto della Madonna delle Lacrime. Oggi veneriamo come quadretto della Madonna delle Lacrime. Grazie dottor Cirillo, io vado subito da Don Aurelio perché abbiamo proprio qui il reliquiario, quindi lo vogliamo descrivere cosa contiene questa teca, chiamiamola così? Certamente, è importante comprendere come è formato il reliquiario, che contiene i segni della lacrimazione della Madonna. Quando il 4° giorno della lacrimazione, il 1° settembre, la commissione fu incaricata di analizzare il fatto recandosi a casa, poté entrare ed entrando nell'abitazione chiese ad Antonina, la quale era in attesa di un bambino che rischiava di perdere a causa della tossicosi gravidica, chiese di poter visionare questo quadro di cui tutti dicevano lacrimasse. Allora hanno tirato fuori il quadretto da un cassetto dove lei lo teneva accuratamente quando era solo, chiuso, perché aveva anche timore di questo quadro che lacrimava, ed era avvolto con dei panni. Quando l'hanno svelato hanno visto che sul quadro c'era del liquido. Hanno raccolto questo liquido, hanno asciugato accuratamente il quadro. Parti dei panni utilizzati sono nella parte bassa del reliquiario. Ecco, in questa parte bassa ci sono i panni utilizzati per asciugare il volto della Madonnina. Quindi sono quelli originali di quel Quelli originali di quei giorni della lacrimazione. Poi hanno messo il quadretto in verticale e hanno aspettato che ritornasse a lacrimare. Ora, questo che noi abbiamo portato in studio è una copia dell'originale che non si è mai mosso dal santuario da quando è stato posto lì. Ecco, e proprio mentre i medici con la lente di ingrandimento osservavano gli occhi per vedere se c'erano delle anomalie, se c'erano dei fuori, se c'erano dei trucchi, proprio davanti a loro la Madonna ha ripreso a lacrimare. È da dire che la Madonna ha sempre versato le lacrime dagli occhi e soltanto dagli occhi, quindi non si può parlare di trasudazione del quadro, le lacrime si formavano sugli occhi della Madonnina e poi irrigavano il volto e si andavano a appoggiare nella parte concava dove la Madonnina tiene il suo cuore, il cuore immacolato, perché questo quadro nasce come il cuore immacolato di Maria, poi diventerà la Madonna delle Lacrime. La commissione ha raccolto 1 centimetro cubico di liquido, poi si è recata in laboratorio con la presenza ufficiale del professor Mario Marletta, che era il direttore facendo le funzioni di quell'ufficio, e analizzando il liquido il responso è stato lacrime umane. Quel liquido era della stessa conformazione delle lacrime umane. Terminate le analisi, lo studio scientifico, le ultime gocce di lacrime avanzate all'analisi scientifica sono state poste in una fialetta azzurrina, che è questa posta in alto, qui dove sono state chiuse in questo capillare azzurrino le ultime gocce di lacrime della Madonna, chiuse a fuoco. Ecco, lì ci sono quelle lacrime che hanno segnato
la storia di questa Madonnina e che la Chiesa ha riconosciuto a tempo di record. Esatto, è anche questa singolare, perché furono talmente tante non solo gli accertamenti, ma anche le attestazioni di grazie, di miracoli che scientificamente, insomma, non si riescono a spiegare se non per un intervento divino, insomma, sovrannaturale, per cui tutti i vescovi di Sicilia hanno riconosciuto questo fenomeno come qualcosa che viene da Dio, dalla Madonna in questo caso. Sì. Appena 4 mesi dopo, l'11 di dicembre, tutto l'Episcopato siculo si riunisce a Bagheria e in questa riunione della Conferenza Episcopale Siciliana si tratta e si studia anche questo caso, di cui già i vescovi erano a conoscenza, perché tutti i fedeli che avevano potuto vedere il prodigio o che avevano asciugato le lacrime della Madonna e portando l'ovatta a casa avevano anche assistito a dei miracoli che la Madonna aveva fatto, la Conferenza Episcopale Italiana all'unanimità, quindi tutti i vescovi d'accordo, tutti i vescovi della Sicilia hanno detto: la Madonna ha pianto a Siracusa, che si costruisca un santuario che ne perpetui la memoria. E poi appena un anno dopo, Papa Pio XII, il quale misurava le parole, le misurava, ebbe a dire, commentando queste lacrime: comprenderanno gli uomini l'arcano linguaggio di queste lacrime? Noi le abbiamo comprese, le comprendiamo le lacrime della Madonna che ancora oggi versa nelle tante violenze che sono perpetrate nel mondo? Proprio così, ed è singolare come a lacrimare sia stato un quadro che raffigura il cuore immacolato di Maria, come diceva poc'anzi Don Aurelio. Dobbiamo ricordare che in tante apparizioni riconosciute dalla Chiesa la Madonna ha chiesto la consacrazione al suo cuore immacolato, per le famiglie, per i singoli, per le diocesi, per le parrocchie, perché al cuore immacolato di Maria è affidata la pace, ma pace non si intende solo per le guerre, e mai come in questo momento è di attualità l'argomento, ma pace proprio nel cuore delle persone. Pace significa avere Dio dentro, quindi tutte le, come dire, i valori cristiani che portano a una vita serena con gli altri. E padre Amorto amava dire che consacrarsi al cuore immacolato di Maria o consacrare le persone, i propri familiari, i propri bimbi al cuore immacolato di Maria era un rifugio certo, perché nel cuore di Maria il maligno non è mai entrato, è l'unico posto dove il male non c'è mai stato. Ecco perché dobbiamo consacrarci alla Madonna, ecco perché dobbiamo chiedere a lei l'aiuto necessario per attraversare questo secolo che a volte è più che oscuro. Ed è singolare come da Catania, da Siracusa ci spostiamo a Catania, ci sia un altro santuario che è dedicato proprio al cuore immacolato di Maria, Regina della Pace. Sto parlando del santuario di Belpasso. Ma torniamo alle lacrime che sono state analizzate. Lei diceva del professor Mario Marletta e noi abbiamo in collegamento la figlia del professore Marletta, proprio la professoressa Marcella. Anch'essa medico, esattamente come il papà. Ho già elencato tutte le qualifiche della professoressa. Mi piace dire che è direttore generale dell'Accademia della Ricerca Clinica. Professoressa, lei ha trovato un documento importantissimo, a parte che ha avuto la testimonianza in vita di suo papà che ha appunto analizzato queste lacrime, ma non è solo una tradizione a voce orale, quella che lei quest'oggi ci può testimoniare, ma ha trovato anche uno scritto di suo papà. Ci può dire di che si tratta? Sì, prima di tutto vi voglio ringraziare per questa opportunità, che è quella di onorare e di testimoniare ancora l'evento della Madonna delle Lacrime, che per me è la vera guida di tutta la mia vita. Lei ha detto bene, io ho vissuto una vita sana in una famiglia che comunque veniva da un'esperienza forte, che quella è stata di mio padre. E fare oggi la testimonianza vuol dire proprio questo, ancora essere testimone di ciò che è accaduto allora, perché raccontato nella mia casa. Ecco, il giorno a giugno del 2020 io mi trovavo a casa di mia suocera, che era appunto salita in cielo,
e il giorno dopo dovevo partire per andare a Siracusa a banalmente vedere una rappresentazione al Teatro Greco di Siracusa. Stavo sistemando alcuni cassetti e ho trovato proprio una busta ingiallita di plastica, certo nella casa di mia suocera, nella quale mio padre non era mai entrato. Dentro c'era un scritto, anzi un dattilo scritto in doppia copia con firma olografa di mio padre. Ho capito subito che si trattava di qualcosa di speciale perché ne ho letto il titolo e il titolo è questo, cioè il fenomeno della lacrimazione della Madonna a Siracusa nelle considerazioni di un medico. Non sono riuscita a leggerlo quella sera, l'ho preso e l'ho portato con me in aereo e mentre andavo a Siracusa l'ho letto con le lacrime agli occhi. Perché con le lacrime? Proprio perché io sono un medico, per l'evento straordinario, cioè di trovare in un luogo che non era un luogo abituale di mio padre un documento così importante, nel quale mio padre raccontava il fenomeno della lacrimazione con le sue parole. Perché insisto con le sue parole? Perché mio padre, da medico e da pignoleria di funzionario, cioè dalla pignoleria di un funzionario, perché era medico provinciale di Siracusa, vacillava di fronte alla grandezza di questo fenomeno straordinario. Era stato attratto il 30 di agosto 1953 dal giornale, e il giornale di allora, che era proprio La Sicilia, eccolo, riportava del fenomeno della lacrimazione. Lui rimase rapito, come lui stesso dice, dalla notizia e volle ascoltare, capire, vedere di cosa si trattasse, ma non dovette aspettare troppo perché nel suo stesso racconto ci fu l'invito da parte delle autorità ecclesiastiche di esaminare in una commissione dedicata apposta, che fu la seconda commissione, poi ce ne fu una terza, quella dei miracoli, di esaminare le lacrime della Madonna. Bene, in questo libretto del quale una copia è stata donata al santuario, perché quel giorno io poi andai al santuario da Padre Aurelio, regalai una dei due originali, lui ne fece un libretto, il libretto in 10.000 copie, in tantissime copie. Era praticamente la rappresentazione della conferenza che nel 64 papà fece a Roma dopo 11 anni ai padri conciliari. Lì raccontava la sua esperienza tra fede e scienza, il vacillare, come sentirsi inadeguato di fronte a tanta straordinarietà dell'evento, questo gonfiarsi delle lacrime, ma soprattutto questa commissione che ha fatto analisi chimico-fisiche, dopo che l'altra commissione aveva visto che non c'erano lesioni, non c'erano scaffiture, non c'erano porosità, non c'era nessun dubbio, le lacrime rigonfiavano i canali, le rendevano turgide l'angolo dell'occhio ed erano prove inconfutabili, ma non bastò. La commissione esaminò scientificamente le lacrime, ecco lo vedo mio padre, e mi commuove ancora oggi, le raccolse, le confrontò con quelle di un bambino, raccolte, e le lacrime erano assimilabili in maniera anatomofisiologica a quelle umane, a quelle del bambino. Sì, bene, infatti abbiamo visto proprio l'immagine di suo papà, esatto, che analizzava queste lacrime e poi prelevava anche le lacrime di un bambino proprio per, eccolo, lo stiamo vedendo di nuovo. Eccolo, adesso, sì. La regia ce lo sta. Mi commuove sempre. Sì, sì, sì. E abbiamo capito anche che il quadretto non c'erano trucchi neanche nel quadretto, perché non c'era nulla, non c'erano scalfiture. Non c'era nessun trucco, venne smontato in tutti i modi, venne visto che era impolverato, venne aperto, venne vista anche... vennero fatte delle prove sulla parte vitrificata, non c'era nessun trucco, e questo di fronte anche a un suo collega che parlava di illusioni, di allucinazioni, lo rese assolutamente, certo della straordinarietà del miracolo, tanto che lui fece parte poi dell'ultima commissione, la commissione dei miracoli, quindi nel suo scritto sono testimoniati anche diversi miracoli che la Chiesa ha riconosciuto. Questo è uno degli ultimi miracoli riconosciuti dalla Chiesa. Con cosa vorrei chiudere i pochi minuti che mi restano?
come testimone di ciò che è accaduto a mio padre, quindi testimone della sua testimonianza viva, perché era mio padre, io oggi mi occupo delle stesse cose, cioè io ho una fede grandissima, il mio è un incarico, ne dicevo Padre Pio, Padre Aurelio lo sa, abbiamo costruito il primo ospedale oncologico di comunità pediatrico nel quale campeggia la più grande Madonna delle Lacrime al di sopra della struttura. Quindi ancora oggi la testimonianza vive e continua. Abbiamo tanto bisogno delle lacrime della Madonna. La Madonna piange ogni giorno per noi, piange per la guerra, piange per tutto ciò che accade. Impariamo ad amare lei come lei ama noi. Grazie professoressa. Don Aurelio, la Madonna piange, dice la professoressa, impariamo ad amarla, ma cosa dobbiamo fare per non farla piangere a questo punto? Dobbiamo ascoltarla, dobbiamo permettere a lei che ci porti a Gesù. E dobbiamo fare in modo che noi non siamo mai causa di pianto per gli altri e in ogni caso accogliere nel nostro cuore il Signore, perché Lui innanzitutto possa pacificare il nostro cuore e poi dare una mano a chi ci sta accanto. Noi tante volte pensiamo alle grandi guerre che ci sono, ma quante guerre albergano nei nostri cuori e di cui non riusciamo a liberarci, ma siamo schiavi. E con la Madonna ci può dare quella grazia necessaria per liberare il nostro cuore e vivere nella pace di Gesù. Bene, noi andiamo in pubblicità, poi torniamo qui tra pochissimo. Se volete mandare qualche messaggio rapidamente cercherò di leggerne alcuni. 342 74 55 005. Torneremo a parlare non solo della Madonna delle Lacrime di Siracusa, ma anche del santuario, perché è meta di pellegrinaggi continua e anche adesso si annoverano grazie, miracoli. Ecco, non è un fenomeno quello della lacrimazione del quadretto che è un fatto storico ed è finito lì, è qualcosa che si perpetua come del resto la fede è sempre attuale. Ci vediamo tra pochissimo.